Signore e signori, buonasera e bentornati negli studi di Chi era che tira, qui a Telefriuli per un'altra puntata molto interessante. Io vado subito a presentarvi gli ospiti, che è il Presidente del Consiglio regionale Franco Jacob del Partito Democratico. Prego, Presidente. Bene, buonasera. Buonasera. Da dove arriva lei? Beh, arrivo dal Consiglio regionale, abbiamo avuto 2 giorni, ieri e ieri l'altro di seduta e oggi siamo qua in Regione, 40 anni del terremoto e quindi Bene, la cerimonia. ci racconterà più tardi. Il secondo ospite è Cristian Sergo, esponente del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale. Prego, consigliere, buonasera, benvenuto a Chi era che tira. Buonasera. Buonasera, lei viene, immagino anche lei da Trieste. Sì, beh, ero ovviamente anch'io in aula ieri. Perfetto. Allora voi siete 2 rappresentanti di 2 partiti che in questo momento, secondo i sondaggi, se la suonano, se la tirano, in qualche modo cercano di sovvertire un po' i voti, insomma, no? Allora volevo fare subito una domanda a bruciapelo al Presidente Jacob. Secondo lei la politica renziana, no? Che in qualche modo qualcuno dice che ha messo i padri contro i figli, no? I vecchi contro i giovani, eccetera, è stata presa un po' anche dal Movimento 5 Stelle che poi ve l'ha tirata contro? Beh, il Movimento 5 Stelle si è contraddistinto al suo esordio per essere un movimento politico, se vogliamo, di rottura, no? Di cambiamento, direi quasi di radicale negazione, insomma, della politica così come è stata concepita e anche forse di modifica profonda delle istituzioni. Renzi e il renzismo, se vogliamo così con questo termine, credo si sia posto ormai è un neologismo che è entrato. Invece si è posto un obiettivo, quello di riformare questo Paese, quello di rilanciare alcune politiche tese a dare spunti di novità e spunti di competitività. È evidente che questo avviene all'interno delle istituzioni, all'interno del Parlamento, il confronto è vivace, tutti voi potete coglierlo. La presenza di Renzi come uomo di riferimento e di stimolo, leader di uomo di riferimento di stimolo è indubbio. È ovvio che oggi siamo alla valutazione, alle prime valutazioni di questo lavoro. Avremo il referendum sulle riforme costituzionali, abbiamo i dati sul Job Act, sulle politiche sul lavoro, abbiamo una serie di ovviamente di valutazioni che sono all'attenzione di tutti e che credo convinceranno tutti di questo lavoro. Ecco, però, Sergio, mi permetta, mi pare che la politica di rottamazione la state facendo voi adesso, no? Ma, noi ovviamente siamo nati con quell'intento. È chiaro che molti ci vedono come antipartiti perché proponiamo un modello magari anche diverso. Noi abbiamo nel DNA la formattazione di tutto, vogliamo azzerare alcuni aspetti ovviamente della politica, non tutti, perché poi noi facciamo politica e ovviamente... No, ormai non siete l'antipolitica, siete no, politica anche ormai voi. non siamo più antipolitica, anche perché facciamo politica, ma proprio nel vero senso della parola. Noi siamo anti a quelle che sono state le distorsioni dei partiti e della politica portata avanti soprattutto negli ultimi anni, che hanno portato le cose che vediamo tutti i giorni, laddove ci sono problemi giudiziari, indagini, le solite cose, la corruzione ovviamente, e anche il fatto che la politica non si occupi delle cose reali che potrebbero servire al Paese, come ad esempio una legge anticorruzione, come ad esempio il reddito di cittadinanza, tutte queste cose che noi vogliamo portare avanti. Quindi noi non siamo solo un movimento di rottura, ma siamo un movimento di protesta. Che però avete qualche difficoltà adesso, vedendo un po' Roma, mi pare che c'è qualche problemino. Ma non c'è, allora guardate, Roma ovviamente è un caso a parte. Lei conosce la Raggi per caso personalmente? L'ho vista una volta, tra l'altro in una triste occasione a Milano per i funerali di Roberto Casaleggio, quindi era l'unica occasione in cui l'ho vista. Eccetera. Quindi dicevo, anche voi avete le vostre difficoltà in questo momento, non è facile governare. Ci mancherebbe altro, anche perché ovviamente siamo esseri umani anche noi e non siamo né robot né nulla. Che non sia facile governare lo sappiamo benissimo, anche perché governiamo tante città ormai anche da 4 anni. Ci sono città del Movimento 5 Stelle governate ormai dal 2012, è chiaro che se a Roma la difficoltà ci può essere stata sulla nomina di qualche carica politica o assessori, adesso manca l'assessore al bilancio, ma ormai è questione di ore. Ci sono problematiche, ma ci sono problematiche ovunque. Senta, ma perché la Raggi non avoca a sé l'assessorato?
stata eletta al 70%, potrebbe... Ma in qualche adesso modo... vediamo ovviamente la decisione che prenderà il sindaco di Roma, questo è chiaramente una decisione che spetta a lei. Evidentemente noi siamo sempre per favorire la meritocrazia e quindi vorremmo inserire in quelle cariche persone che possano farlo e che abbiano un curriculum e che siano in grado. Presidente, mi pare che lei ha governato abbastanza, sa cosa vuol dire governare, le difficoltà, però adesso mi pare anche nel Partito Democratico c'è una specie di battaglia interna non tanto sopita, mi pare che sta prendendo fuoco soprattutto col referendum. Mi pare che Renzi sta cercando di imbonire la vostra diciamo, opposizione interna. È così oppure è un dibattito, come si dice, normale, dialettico di un partito strutturato? È un dibattito alla luce del sole, alla luce, diciamo, all'interno delle pagine dei giornali, viene riportato nelle sedi democratiche. E, tra l'altro è una consuetudine, io ritengo che il Partito Democratico, se ha un merito, è quello di essere un partito vero, forse l'unico, è stato detto spesso, partito che ha i suoi organi, che ha i suoi luoghi, ha i suoi luoghi di dibattito, ha un confronto che è aperto, non è un confronto che avviene con commissariamenti magari televisivi, perché così alcune scelte che dovrebbero essere libere, per esempio del sindaco Raggi, mi sembra che vengano prese poi o comunque sollecitate da altre parti. Noi siamo così, siamo un partito che della dialettica ha fatto la sua forza e ovviamente ha fatto anche il motivo di confronto interno. Oggi c'è un confronto importante per quanto riguarda, direi, il combinato di disposto, no? Referendum, quindi ma non vi sì al preoccupa referendum. questo vis-à-vis Renzi-Bersani o comunque Speranza o D'Alema? Mi pare che i malumeri stanno crescendo. Io penso che D'Alema sia un elemento, una vis polemica interna al partito, non da oggi, che Bersani e la sinistra del partito abbia posto a più riprese questioni forti all'interno del partito, salvo poi votare ad esempio la riforma costituzionale in Parlamento. Ritengo che Renzi, che ha un carattere proprio e anche abbastanza vivace, una personalità abbastanza spiccata, ha una personalità spiccata e spesso nel suo modo di proporsi e anche nel suo modo di interloquire, se vogliamo, porta toni e anche, direi, motivi dialettici di confronto importanti, però si è dichiarato aperto anche al confronto, aspettiamo le proposte. Il confronto nostro è sulle proposte. Ecco, dispiacerebbe che questo passaggio così importante per il Paese, quale è quello delle riforme, quale è quello della nuova legge elettorale, quale è quello appunto di un rinnovamento anche delle istituzioni democratiche nel senso della loro struttura e della loro funzione, ecco, debba giocarsi sulla riproposizione, quello sì, di logiche di un tempo. Io auspico che il confronto che ci deve essere sia un confronto sui contenuti e sui temi. In questo senso credo che il partito troverà la forza per fare sintesi delle posizioni. Ecco, fra poco mi raggiungerà qui in studio, si raggiungerà il vice direttore del Friuli, Micheluz. Tra parentesi, lui è anche l'autore di una scheda che adesso vedremo sul vostro vis-à-vis. Prego la regia, se può mandare la scheda di Micheluz. Cambiare logica è molto facile, cambiare idea è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile. Cambiare tutte le ragioni che ti hanno fatto fare gli errori non sarebbe neanche naturale. L'uomo delle istituzioni è l'anti, o meglio, la nuova politica. Da una parte colui che rappresenta in toto le istituzioni regionali, il presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Franco Jacob, 55 anni, perito industriale. Uno che mastica poltrone dai banchi del Consiglio Comunale di Reana del Roiale fin dal 1992. Prima consigliere, poi sindaco. Incarichi nell'Anci e nel Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, quindi il passaggio nel Consiglio Provinciale di Udine e via in Regione, prima come assessore alle autonomie locali e ai rapporti internazionali e comunitari e quindi, sotto le insegne del PD, presidente dell'Assise dal maggio 2013. Le sue ottime conoscenze dell'Europa l'hanno portato a diversi incarichi a Bruxelles in rappresentanza delle regioni e l'8 aprile scorso è stato eletto presidente dell'intergruppo EUSALP del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. Se Deborah Serracchiani non si ricandidasse alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, si sussurra che in pole position ci sarebbe lui per il ruolo di successore.
Chi meglio di lui, infatti, che ha fatto la gavetta quando la democrazia cristiana imperava e saltato da una repubblica all'altra conquistandosi i gradi nei Dem? Uno di quelli, insomma, additato come vecchia politica compartecipe del disastro nel quale l'Italia è sprofondata, a detto del Movimento 5 Stelle, di cui Cristian Sergo è uno degli esponenti di spicco in regione. I discepoli di Grillo sono pronti a tutto per ribaltare il paese e scacciare dal tempio i mercanti della politica. Sergo, come i suoi compagni del movimento, in confronto a Jacob è un apprendista e se ne vanta ovviamente. Classe 77, è nato a Udine e abita a Palmanova, ma è cresciuto in quel di Feletto Umberto, iscritto all'Università di Lingue e Letterature Straniere, ha superato tutti gli esami ma non si è mai laureato. Appassionato giocatore di calcio a 5, si è dato da fare come webmaster prima e commerciante poi. Nel suo curriculum anche un'esperienza, definita da lui come la più bella, negli States, per 8 mesi sulle navi da crociera della Disney tra Florida e Bahamas. Si è iscritto al Movimento 5 Stelle per combattere la burocrazia e la tassazione che attanagliano le piccole imprese e soprattutto per contribuire a fare del Friuli Venezia Giulia una regione a guida grillina. Compito che potrebbe essersi di molto complicato in questi giorni, nei quali il sindaco di Roma Virginia Raggi e tutto il movimento pentastellato sono finiti nell'occhio del ciclone, accusati del malcostume che tanto hanno combattuto negli ultimi anni, mettendo nel mirino centrodestra e centrosinistra. Nel 2018 serviranno maggiori argomenti per fare la rivoluzione. Vivere meno, cercare di vivere, fare il meno male possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavarsela da questa situazione. Eccoci qua, ci ha raggiunto il collega Micheluzzi, abbiamo visto l'Otto Mascheda. Buonasera Naturalmente io ti inviterei subito a fare una domanda a bruciapelo ai due nostri amici. Come abbiamo visto dalla scheda, Sergo, lei ha avuto delle esperienze, sono definite molto belle, in queste navi da crociera della Disney. Intanto mi piacerebbe sapere come si vive lì e poi se ci si diverte di più lì o in consiglio regionale. Ottima domanda. Sono due lavori molto, molto duri, perché poi i contratti di chi lavora sulle navi fanno, se lo viene a sapere Renzi, guardate, ci fa una riforma del mercato del lavoro sopra fantastica per lui, ma non credo per i cittadini italiani. A parte le battute, ovviamente diciamo che può essere più divertente lavorare su quelle navi, soprattutto anche per i luoghi. Noi facevamo 2 crociere alla settimana tra Florida e Bahamas, quindi nel momento in cui si stacca ci si ritrova in una spiaggia dei Caraibi, ma questo è uno degli aspetti, diciamo, più belli per quelli che potevano essere i ricordi, soprattutto che uno si porta avanti. Il lavoro in Consiglio regionale è sicuramente meno divertente, magari più faticoso per altri aspetti, però può essere sicuramente molto più importante ed è il motivo per cui ho deciso di intraprendere questa nuova carriera ed è il motivo per cui sono contento di poterlo fare, soprattutto per cercare di dare un contributo appunto ai nostri cittadini. Sergio, scusi, come si è trovato lei nel Movimento 5 Stelle? Perché ha parlato di carriera, mi ha preoccupato un po'. No, carriera nel senso che ovviamente quello che sto facendo adesso è un lavoro. Voi come sapete noi abbiamo la regola ferrea dei 2 mandati e quindi il prossimo, se dovesse esserci, che sia in Consiglio regionale o chissà da quale altra parte, sarà sicuramente l'ultimo. Noi più di 10 anni in politica non possiamo stare e non ci staremo. Io mi sono ritrovato proprio nel 2012, credo, una delle prime occasioni in cui mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle, quando ancora il movimento era dato dai sondaggi al 5-6% nazionale. E quindi prima ancora della vittoria anche di Parma, del sindaco Pizzarotti, che poi da lì ha avuto chiaramente tutta un'ascesa graduale fino ad arrivare ai giorni nostri del movimento. Ho iniziato come un normale cittadino che si è avvicinato a questo progetto, ovviamente sulla spinta di tutta quella campagna elettorale del 2012 che Grillo ha fatto in giro per tutta l'Italia con il suo camper, e quindi da lì mi sono avvicinato e ovviamente ho ritenuto più che altro al movimento e quindi sicuramente, ma più che altro ovviamente anche, scusate se posso, 10 secondi, anche vista l'esperienza che ho fatto all'estero, mi sono accorto di 2 cose, che in America gli americani vedono l'Italia molto meglio di come la vediamo noi qui, ma proprio perché è un paese fantastico e che meritava, secondo me, una classe politica degna.
Ecco, uno che se ne intende naturalmente di viaggi, anche lei Jacopo, insomma, ha girato per compiti istituzionali, ma come vede un vecchio volpone della politica, se mi permette, come lei, questi neofiti dei 5 Stelle che poi sono arrivati e magari da esperienze completamente diverse, abbiamo visto in questo caso, e si ritrovano comunque al vostro pari in Consiglio regionale. Ecco, come li giudica? Soprattutto si aspettava poi che ci fosse un boom del genere, cioè tanto da conquistare Roma addirittura? Beh, direi c'erano su Roma delle motivazioni, mi sembra, anche abbastanza consistenti. È stata una sorpresa, se di sorpresa si può parlare, perché è un movimento giovane che si è appena affermato. Diciamo che il ma PD la sorpresa, ha agevolato abbastanza. Appunto, ma la sorpresa in realtà è stata solo la conferma di quella che era un'attesa, perché sostanzialmente, parlando a Roma anche nei temi precedenti, insomma, la voglia di cambiare radicalmente, rischiando addirittura un movimento che proveniva sostanzialmente da una dimensione esterna a quello che è stato nella storia il governo della città di Roma, era palpabile. No, il Movimento 5 Stelle, devo dire, posso dire la mia esperienza in Consiglio. Io appunto vengo da un'esperienza che mi ha visto sia in giunta sia all'opposizione, fare opposizione per 5 anni, che è un ruolo che diciamo fortifica, ecco, anche nella dimensione della politica, perché devi svolgere e devi segnare la tua presa, la tua proposta, ovviamente da posizioni diverse che non sono quelle di governo. Quindi ecco, vedo il Movimento 5 Stelle, la presenza dei consiglieri in termini assolutamente positivi. Mi sarei atteso forse una presenza più polemica, più critica, come magari succede da altre parti. I nostri 5 consiglieri, questo do merito, sono consiglieri attenti, puntuali, svolgono il loro lavoro di interdizione, se vogliamo anche legato a... La fermo un attimo, ha capito Sergo, vi vuole più pungenti, insomma, cosa fate poco in Consiglio, insomma, li provocate poco, ecco, ci sta dicendo Jacopo. Io non so dove, adesso non ricordo se era il Presidente ieri, quando ho avuto modo di fare io 2 interventi, un altro anche il mio collega Jacopo, proprio perché noi cerchiamo di denunciare anche ovviamente quelle che sono le cose che non vanno, e per noi una cosa che non sopportiamo è quando ci si trova davanti a diciamo, dichiarazioni ipocrite anche del Partito Democratico o della Giunta regionale. Abbiamo visto ieri, se uno si potesse rivedere tutta la seduta delle IRI, cioè delle interrogazioni e risposte immediate che ci sono state in Consiglio, era tutto un battibecco tra noi dell'opposizione e la Giunta sulle dichiarazioni, chi dice che sono vere, chi dice che sono false, chi dice che sono bugie. E allora la stessa cosa, ma noi questo lo facciamo spesso, poi sta ovviamente ai media e ai giornali riportarlo e magari a far ricapire anche ai cittadini quello che diciamo e quello che succede poi all'interno del Consiglio regionale. Diamo la colpa ai giornalisti. La Raggi ha detto no, mi fanno pena i fotografi che stanno sotto casa, insomma le farebbero pena se lei diventasse Presidente della Regione, insomma non pensa che sarebbe normale che i fotografi stessero sotto casa sua? Ma io non so se ci sono i fotografi sotto casa della Presidente Serracchiani, io non mi ricordo di aver mai visto una... Non ho mai visto una foto della Presidente che esce di casa, ma probabilmente non me ne sono accorto io, magari i cittadini se ne saranno accorti e potranno giudicare questo. Però questo è un dazio che deve pagare uno che è un uomo pubblico. Ma volevo dire, lei ha detto in una dichiarazione che il PD dice alcune bugie, per esempio sul punto nascita. Ci può dire che bugie ha detto il PD? Poi chiediamo a Jacopo di difendere la sua parte politica. Sul punto nascita rischiamo di aprire un capitolo che ci porterebbe via tante ore. L'ultima appunto interrogazione che abbiamo presentato in Consiglio regionale riguardava proprio le dichiarazioni della Presidente Serracchiani, dove in Consiglio comunale a Latisana aveva dichiarato di aver intrapreso tutte le iniziative politiche affinché il punto nascita di Latisana potesse rimanere aperto, tra cui anche la deroga che il Ministero della Salute può rilasciare a quei punti nascita che non riescono a raggiungere un determinato numero di parti durante l'anno. Noi abbiamo semplicemente chiesto di vedere quale fosse la carta ufficiale con cui la Presidente dove mente? Ha fatto... Essenzialmente dove mente? Non l'ha mai chiesta. Non l'ha mai chiesta, la Regione Friuli Venezia Giulia non ha mai chiesto al Ministero questo tipo di deroga, l'ha chiesto per il punto nascita di Tolmezzo, ma per Latisana non l'ha mai chiesto. Allora, nel momento in cui si va in un Consiglio comunale a rilasciare delle dichiarazioni e dove si dice sì, ma noi ci abbiamo provato a tenere il punto nascita aperto, e poi andiamo a scoprire, leggendo le carte, che l'unica azione che è stata fatta dal direttore
generale Marco Longo della Sanità qui in Friuli Venezia Giulia è stata mandare una lettera al Ministero della Salute, e il Ministero della Salute, leggendo la lettera, dice: bene, noi prendiamo atto che voi avete già deciso di chiudere la Tisana. Quello non è un tentativo di tenere aperto il punto nascita, quella è la formalizzazione di una precisa decisione presa ormai 2 anni fa, quando noi, prima ancora della decisione della Giunta di chiudere uno dei 2 punti nascita tra Palmanova e la Tisana, chiedevamo appunto attenzione a quello che sarebbe successo e che sta succedendo anche in questi giorni. Stamattina c'era l'episodio di una bambina che è stata ricoverata proprio alla Tisana, noi eravamo lì presenti anche con la nostra consigliera comunale Pozzatello, che è stata eletta da qualche mese, e la situazione è sempre critica e noi stiamo giocando sulla vita dei cittadini e questo ovviamente non lo possiamo accettare. Jacopo, faccia l'avvocato dell'avvocato Serracchiani. L'avvocato Serracchiani, che è avvocato di per sé, credo che non abbia bisogno di difese personali. Ieri l'assessore Telesca ha illustrato quali sono state le condizioni, qual è la logica della riforma sanitaria, qual è nella riforma sanitaria la previsione appunto anche delle strutture di riferimento e punti nascita nel caso specifico, ma ci sono anche altri, perché poi noi isoliamo, ovviamente è corretto, l'opposizione prende un punto, su quel punto spinge, sottolinea, fa il presidio addirittura, ho capito oggi, dell'accesso all'ospedale per vedere se c'è una bambina. Io chiederei se è successo qualche fatto gravissimo tale da mettere a rischio la salute di qualcuno in questo tempo. Non mi risulta, perché i professionisti, quelli che gestiscono il servizio, ovviamente, che sono i responsabili diretti, non hanno subito ad oggi nessuna, non hanno segnalato ad oggi nessuna condizione di questo tipo, ma è corretto, è giusto, è logico aspettarsi che ovviamente un'opposizione politica fissi l'obiettivo su un punto che è sensibile, qualsiasi questione. Io immagino che alla Tisana, pur nel rispetto anche della contestazione, anche dell'attenzione, alla sensibilità su un punto nascita, che comunque sta organizzato ovviamente a Palmanova, sta organizzato a Udine, sta organizzato a San Vito, non è che un territorio è privato completamente, c'è la logica di un intervento sulla Tisana nel potenziamento di altri servizi, la chirurgia d'emergenza, piuttosto che le attività, la pediatria verrà garantita, si sta procedendo per realizzare appunto logiche di intervento diverse, ma credo che avrebbero contestato, come succede in altri ospedali, anche se invece chiuso altri reparti, perché la logica ovviamente è quella di tutela e difesa di un proprio territorio. Ma quindi, al di là di queste parole, insomma, che le conosciamo, secondo lei questa è una buona riforma sanitaria o va rivista in alcuni punti? No, va attuata. Il problema forse ci si concentra molto in questo dibattito proprio sul discorso del reparto ospedaliero. Qui stiamo concentrando un dibattito sul reparto ospedaliero di La Tisana, punto nascita, su Gemona, pronto soccorso, Ecco, io non credo che la riforma della sanità sia questo, o non ha questo obiettivo. Stiamo lavorando sulla medicina sul territorio, stiamo lavorando per ottenere quello che è un risultato che tutti chiedono, che tutti vogliono, cioè il fatto di avere degli ospedali che sono riferiti al sistema dell'emergenza, ma una sanità che sa rispondere sul territorio. Il progetto della medicina integrata, della medicina di gruppo per i medici, l'introduzione degli specialisti. Ecco, siamo quasi in pubblicità. Siamo quasi in pubblicità. Ecco, i famosi CAP, cioè i centri di assistenza primaria. Questa è la riforma della sanità. È un qualcosa di più complesso, di più ampio, ovviamente molto sensibile oggi, con la presenza dell'opposizione politica, fuori il punto del punto nascita di La Tisana. Perfetto, riprendiamo questo discorso subito dopo la pausa. Eccoci di nuovo in studio con i nostri amici Jacopo, Sergo e il collega Micheluzzi. Io volevo portarvi su un argomento che riguarda il ministro Lorenzin, sul Fertility Day. Mi pare che qui siete abbastanza vicini, no? Nel senso che la politica è giusta, però lo spot è sbagliato. Dico bene, Sergo, o lei ha qualcosa da dire? Ma è stato un problema di comunicazione, poi anche qua sulle risposte che bisogna dare al problema vero e proprio magari possiamo avere delle visioni diverse, a parte che il ministro Lorenzin aveva anche delle idee, ma anche il governo Renzi, che potevano essere in contraddizione anche con la stessa giunta regionale. Mi riferisco al bonus bebè, che qui era stato cancellato, poi a livello nazionale era stato riproposto, e quindi ci sono ovviamente
prima diceva giustamente il Presidente, tutto ciò fa parte di una dialettica e di un confronto. Il confronto è bene quando c'è. Ma sostanzialmente la politica è giusta per lei oppure no? Sul Cioè pensare alla denatalità, alle questioni... È ovvio che dare un aiuto alle donne che lavorano, perché questa è la cosa principale, quindi anche dare dei servizi, tant'è che quando è stato tolto il bonus bebè in regione noi non abbiamo avuto da ridire, perché noi siamo convinti che quei soldi servono di più se la regione organizza dei servizi sul territorio. Nido, per esempio. Sì. Solo che tutto questo dopo un paio di mesi è stato ribaltato dal governo nazionale, che ha riproposto il bonus bebè, e quindi è chiaro che qui sì, si ha a che fare con la difficoltà di avere un governo che è in qualche modo ostaggio di partiti che contano veramente poco come percentuale, ma credo che questo il Presidente possa convenire con me, e non si capisce tante volte qual è la posizione che tiene il Partito Democratico, magari qui piuttosto che a Roma. Lo vediamo in 100.000 casi e potremmo parlare di questo. Una regione un po' differente, governare la nazione, comunque sì, però l'idea dovrebbe essere quella. Jacob, lei come la vede? Perché... Sull'argomento è chiaro che il tema della denatalità è un tema, se vogliamo, drammatico. Ma Renzi ha preso subito la distanza da Lorenzin. Dice, Renzi ha preso le distanze per come sostanzialmente si è intervenuti nel modello comunicativo. Il tema della fertilità non è un tema diretto esclusivamente alla questione della, passatemi il termine, donna fertile, ma in realtà è un processo molto più complesso. Deve essere la donna al quale è consentito svolgere proprio la propria funzione di mamma, la propria maternità, e quindi questo è il dato è come mettere in piedi, ed ecco anche la risposta al bonus bebè, non tanto un incentivo perché una donna fa figli, quanto invece cercare di trovargli una rete di opportunità che consenta di vivere con una dimensione di madre e poter quindi anche... Ecco, poi volevo dire a Sergio, se qualche volta il PD regionale si differenzia dal PD nazionale, dovreste essere ben felici. C'è un'accusa, viene fatta alla Serracchiani, quella di essere in qualche modo in linea troppo stretta con il Presidente Renzi, di cui è il numero 2 politico, e questo è indubbio, ma d'altro canto io credo che noi siamo una regione speciale, una regione autonoma, anche in qualche caso lo facciamo valere e ci prendiamo anche in qualche caso l'osservazione sulle leggi che facciamo, l'impugnativa del governo. È un governo della regione, è un governo di dimensione diversa, che ha numeri, società, composizione della società, aspettative e qualità che sono anche diverse rispetto alla media nazionale. Poi è vero, i piccoli partiti ogni tanto hanno bisogno di visibilità, forse questo è uno dei casi. Sentite, andiamo sulle risposte europee di 30-40 secondi al massimo. Io volevo affrontare l'argomento del referendum. Sì, direi ne parlavamo prima fuori onda, mi pare che è d'attualità, mi pare che i due schieramenti abbiano due idee molto diverse. Sergio, voi avete fatto anche una sorta di flash mob a Lignano, no? Poi anche in tante altre parti della regione, io dico no, di qua c'è io dico sì, insomma dai, fuoco alle polveri. No, noi diciamo assolutamente no a questa riforma costituzionale, sia per il merito che per il metodo con cui è stata portata avanti, per tutta una serie di motivi. Adesso ovviamente non voglio elencarli tutti per quanto riguarda il Parlamento attuale, per come è stato votato, uno che con una legge per questo elettorale che è stata dichiarata neanche costituzionale. Adesso abbiamo di nuovo il problema dell'Italicum, il 4 ottobre sapremo se anche questa è una legge che può essere portata avanti o se dobbiamo riformare anche questa. Ovviamente, a parte questo, noi come al solito contestiamo le prese in giro. Allora, se qualcuno mi viene a dire che dobbiamo riformare il bicameralismo così com'è adesso perché rallenta troppo le leggi, allora io vorrei ricordare a tutti quanti i tempi che ci abbiamo messo in questo Paese per votare Lodo Alfano, per votare la legge Fornero, che in un paio di settimane si è deciso di farla, si è fatto e andava a tutti bene. Addirittura abbiamo modificato anche la Costituzione in tanti casi in tempi molto rapidi. E questo ovviamente quindi non può essere la giustificazione per una riforma costituzionale quando in Parlamento abbiamo delle leggi che stanno ferme anche 4 o 5 anni. Prima accennavo alla legge anticorruzione, perché non si fa? Perché evidentemente non c'è la stessa voglia che c'è stata nel volere togliere dei diritti alle persone, così come nel caso della legge Fornero o meno. Questo ovviamente è un aspetto. Poi per come è stata costruita
la riforma costituzionale, basterebbe vedere il famoso articolo 70 dove proprio il bicameralismo viene modificato. Andiamo troppo però nello specifico. Convinca Serdo che bisogna votare sì al referendum. Faccio un'osservazione, perché due volte che parla della legge anticorruzione. Abbiamo, in questa legislatura è stata creata l'autorità nazionale anticorruzione, c'è l'autorità della trasparenza, c'è la trasparenza assoluta anche nei consigli regionali, c'è la pubblicazione di tutti gli atti, di tutte le attività che vengono svolte, insomma un lavoro sul tema dell'anticorruzione è stato svolto, è stato fatto seriamente, credo anche, quindi c'è una volontà di rendere chiarezza e trasparenza al governo di questo Paese. Perché sì, ma perché è nei tempi, è nei modi, cioè è nella necessità di questo Paese. La prima parte della Costituzione non è stata toccata, i principi fondamentali sono unici, sono intangibili, assegnano quello che è il nostro DNA. La seconda parte è la forma di governo, un governo che è nato con una forma 70 anni fa, con un bicameralismo perfetto, necessità di garanzie, necessità di equilibri, necessità di un valore forte a quello che era un'interlocuzione e anche, se vogliamo, un'interdizione. Ma scusi se la fermo, quello che non ha capito la gente è come sarebbe composto questo nuovo Senato. Sì, appunto, volevo arrivare lì. Oggi noi sostanzialmente andiamo a vedere un sistema che rimane bicamerale, solamente che da una parte c'è la Camera politica, quella che si regola, si confronta con il governo, gli dà la fiducia, approva le leggi fondamentali, dall'altra parte c'è il Senato delle Regioni. Sono 100 senatori, qui 5 sono senatori a vita, 21 sindaci, 74 consiglieri regionali, senatori. Quindi si costituisce questa che è una consuetudine in tutte le democrazie dell'Europa sostanzialmente. Pensiamo alla Germania, pensiamo all'Austria, pensiamo alle camere di rappresentanza degli enti locali territoriali. È chiaro che svolgerà un ruolo per tanto quanto chi sarà eletto lì, e sarà eletto con il voto della gente, mediato ovviamente dai abbiamo capito il meccanismo. In questi giorni abbiamo sentito sia l'ambasciatore John Phillips, che mi pare che è di provenienza friulana, e questo è stato a trovarsi poco tempo fa. E anche la Merkel che dice sì, bisogna votare il referendum. In pratica ho visto che i grillini hanno gridato un poco, ma poi alla fine, insomma, non ho visto un sollevamento popolare. Ma perché ce l'aspettiamo? Perché sappiamo ma non che è da voi appiattirvi, no? No, ma noi di sicuro non andremo dietro a quello che chiedono la Germania o gli Stati Uniti, che hanno una Costituzione da oltre 200 anni che non hanno mai modificato. Ma quindi se la nostra ne ha 70 avremo anche tempo di metterci mano, ma non è questo il problema è che queste che sono vere e proprie ingerenze poi su quello che deve decidere un popolo che è sovrano, e questo lo prevede ancora la Costituzione e per fortuna rimarrà tale, e quindi noi dobbiamo fare quello che va bene ai cittadini italiani, non quello che va bene all'Europa, agli Stati Uniti, eccetera. Al di là delle vibrate proteste. La verità su questa riforma costituzionale sta tutta in una lettera della JP Morgan, una banca americana che 3 anni fa ha dichiarato che le riforme dei paesi, soprattutto del sud Europa, vanno riformate perché appunto escono fuori da un periodo che era antifascista, che aveva bisogno, come ha detto adesso proprio il presidente Jacob, di determinate garanzie, e che quindi sarebbero un ostacolo al neoliberismo. Proprio per questo noi non vogliamo dare la nostra politica e il nostro paese in mano ai mercati, ma li vogliamo dare in mano alla politica, e quindi cerchiamo di difendere questo. Jacob scuoteva la testa. Non credo che la riforma di questo paese nasca dalla lettera della JP Morgan, cioè di commissioni bicamerali, di riforme costituzionali, di una riforma costituzionale importante, qual è quella della riforma del titolo quinto. Qui forse qualcuno si dimentica. La Costituzione è stata già riformata nel 2001, introducendo di fatto una visione regionalista, federalista del Paese, che poi non si è consolidata. Oggi di fatto andiamo a correggere quella che è una situazione di blocco spesso avvenuta con ricorsi, corti costituzionali. C'è il tentativo di riformare il Paese nel senso di riconoscere quelle che sono parti fondanti del Paese, il sistema allo Stato centrale, il sistema territoriale periferico. Quindi in questo senso credo l'apprezzamento anche di soggetti esteri verso la volontà di questo Paese di riformarsi, cosa che non è successa per purtroppo almeno 20 anni. Insomma, di fallimenti ne abbiamo su questo visti tanti. rimanete di idee opposte. Faccio un'ultima domanda al Presidente Jacob, siccome l'ho detto nella scheda prima, insomma, se Deborah Serracchiani dovesse prendere altre strade, magari a Roma,
il suo è un nome che circola come possibile sostituto. Secondo lei, se lei diventasse poi il Presidente della Regione, farebbe questa politica mediatica della Presidente Serracchiani di girare molto per gli studi televisivi, nel nostro compreso ovviamente, oppure terrebbe un profilo un po' più basso? Beh, nel vostro vengo volentieri e verrei volentieri anche nel caso dovesse succedere questo, cosa che vedo oggi abbastanza così improbabile, nel senso che la naturale candidata a se stessa, successore a se stesso, era proprio Deborah Serracchiani. Ma io credo che personalmente dovesse succedere, come dico, ci sono due storie, due mondi, due persone diverse. Deborah Serracchiani nasce nella comunicazione, nasce nella capacità di saper gestire anche i nuovi media, i nuovi modelli di comunicazione. Ricordiamo che lei acquisisce le prime cariche proprio grazie al mondo, al web, grazie al mondo, a questo mondo, alla capacità di comunicare. Una grillina in questo senso. In questo senso, anticipando, rete, direi vero? Quasi in questo senso anticipando. Stiamo quasi finendo. Io credo di essere un uomo che vive di rapporti, relazioni e territorio da 20 anni almeno. Sì. Sentite, quindi non mi snaturerei da questo. Mancano 15 secondi, una domanda proprio secca. Intanto che voi ve la tirate, vi baruffate, il centrodestra sta lavorando. Vi impensierisce? Quanto impensierisce a voi e quanto a voi impensierisce il centrodestra? Qui in Regione e a livello nazionale. 12 secondi, dai. Poco perché sono... È stato lapidario, quindi poco. Sì, pochissimo, perché sono un gruppo di partiti che se messi insieme non possono coesistere. Perfetto, invece per Jacopo... No, il centrodestra è una tradizione politica di questo Paese, l'ha dimostrato con una maggioranza politica che ancora esiste, se trova delle proposte, dei modelli di coagulo importanti, tra l'altro andando forse in quel caso proprio a comprimere anche un voto che altrimenti deriva verso il Movimento 5 Stelle in antagonismo con il Partito Popolare. Beh, abbiamo capito che forse lui studia da Presidente. No, e anche quindi... abbiamo capito che Jacopo ha più paura di Riccardi, Lega e Company che dei 5 Stelle, ma insomma forse loro vorranno fargli cambiare idea. Soprattutto 5 Stelle perché sono un movimento nuovo, quindi over, evidentemente importante. Siamo over e mi tirano già le orecchie, per cui ringrazio te, ringrazio voi. Ai vostri e ringrazio tutti per la partecipazione e naturalmente alla prossima settimana che sarà un'altra puntata molto interessante. Buonasera.